Ma come ti è venuta questa idea? Facile, ormai sono un tifoso di vecchia data, sulla nostra bandiera, sulle nostre magliette sarebbe necessario ritornare a mettere il nostro vero simbolo, o Ciuccio, perché Ciuccio è ferito ma non è morto e quest'anno è tornato a volare. Un appello quindi per il presidente De Laurentiis a, diciamo, riabilitare il simbolo del ciuccio, no? Che dici? Che è un animale nobilissimo oltretutto, è il simbolo di una squadra che per anni ha sofferto ma poi ha vinto e adesso siamo a 3, ma non ci accontentiamo. Ti dicono che sei un mostro a livello positivo, ovviamente. Caro amico, da dove vieni? Io vengo da Napoli. Proprio da Napoli, quindi Esattamente. quando sei venuto qui a Di Maro? Io sono venuto qua a Di Maro con mezzi di emergenza, treno, macchina, perché ogni anno dobbiamo essere qui per portare la vera napoletanità del centro storico di Napoli a Di Maro. Ah, di che zona sei? Dimmi. E io sono di via Tribunale. Ah, io sono di zona Via Foria, quindi più o meno ci troviamo. L'ultima cosa prima di lasciarti, quanti giorni resterai qui e se magari rivedrai questa fantastica, devo dire, iniziativa anche al Maradona? A Maradona già l'ho portato, io lo porto un po' in giro dappertutto, sia questo che Pulcinella, che sono i due simboli della nostra città, che non deve mai dimenticare le proprie origini, perché il ciuccio è un animale bellissimo, c'è la zebra, ci sta il cobra, noi abbiamo l'asino, il simbolo della tenacia. Grazie mille, ti auguro una buona partita innanzitutto e ti auguro di diventare il più virale possibile con questa iniziativa perché è positiva al massimo ed è stupendo, quindi ti ringrazio. Forza Napoli! Grazie mille, buona partita al ciuccio azzurro che